Mon! Che cazzo volete voi? Chiaro, Doug, poi. Mettete la agendora, stop. Eccoci qua. Ora dacci sotto. Così. Ecco fatto. Mamma, hai visto la mia lanzapina? Ehi, prodotto inserito a scopi commerciali o lanzapina compresse per il tuo cervello e quello di tuo fratello. Con vero estratto di mandragora. Ciao! Ma è spastica. Ginny, avevi messo che ci scassa la menghia. Io è malata. Andiamo. Menghia. Sto coso è una funonzia. Ci mettono sti spacchi così cinese qua. Ma tu una volta non avevi una macchina. Ah, macchina. Ah, ma perché già? Oh! Allora, se che sarà? Perché non riesco a prendere la Testa di minchia! Come hai osato sminchiare la macchina? Sei veramente un gran ritardato! Se tua sorella è cresciuta idiota e demente, la colpa è soltanto tua! Se farete un altro passo falso, noi vi puniremo in nome della luna! Tu, Ginny merda, ricordati di prendere la lanzapina tutti i giorni dopo i pasti, hai capito? È la gatta di Alfio. Alfio Gazza. Ah, mando, lo vado, fatemi passare, ve lo tragno un bagno, levate le cave, fammi passare, fammi vedere, vedete. Che faceste? Minchia, aiatta. Dove? Mazza sta maiatta. No, no. Ti uccido. Ti uccido! Alfio! Alfio, basta! Ragazzi, fuori dai piedi, per subito! A sto fecchio in bottene! Su pecchi un mazzo, menghie! Hanno ucciso la gatta, chi sia stato non si sa. Io ti ammazzato. Ammaiata! Ammazza la maiata, ammazza la maiata! Che testa di cazzo! Perché lo fate lavorare qua? Ah, maiata! Come fu ammazzare la iatta? Può essere coso, Carmelo? No, aspettate! Forse fu cosa, ma la razia! Minchia, forse fu Gheddo, do cornote la Renzo! No, caro, su saccio che fu, dai figli buttane con gettena! Sì, ma ragazzi, avete notato che giriamo in tondo come dei coglioni? Mettetelo lì. Cos'è successo? L'hanno ammazzato male. Ora, cavolo, andiamo. Bastardo. Che cazzo t'ha detto? Che minchia vuoi? Spacchio a fare questa cosa. È un bastardo. 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 Alla luce, francamente, avvenimenti, complimenti, deficiente, esilente, la gatta morente e tutto il resto. E che spacchio a fare, che spacchio a lei, to. Che minchia voi? Ora moreggiami. Lo capeste? Ora vi insegnate a difendervi dall'assassino, a così se vi trova non vi ammazza.
Devo fare parlare. Non ti preoccupare. Testimeglia! Cristallo di luna! Non lo so! Silenzio! State attenti, che ora vi potete spagnare. Mureo. C'è nessuno? Ehi? Mi vuole ammazzare. No, io... non importa. Venite dentro. Che cosa volete? Hagrid, ti senti bene? Sto bene. Benissimo. Hai saputo dei morti? Eh sì, ho saputo e come. Ascolta, noi dobbiamo farti una domanda. Tu lo sai chi ha ucciso quelle persone? Hagrid ha detto che Alloc sa chi è l'assassino. Dobbiamo fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Professore, ci dica chi è l'assassino. Minchia, se ne sta andando. Minchia, se, onestamente, francamente, non è chiaro. Pizzi merda bastardo! Ma io non lo so, guarda, una cosa è sicura, non voglio ammazzare dei cristiani. E allora che fa? Stanno morendo tutti! E spetta se ne sta che no! Ma io che saccio? Forse il fantasma reciso, sapre, domandate c'è. Come, sta scappando? Dopo tutte le persone che sono morte. Ma che spacchi a fare? Figlio di puttana! Bastardo, bastardo! Minchia, ancora sto spacchiere assassino non l'hanno pigliato dopo tutti di Cristiano Camureno. Lei è un coglione. Vuole scappare senza aiutarci nelle indagini. Chi è? Oh, ciao Perry. Oh, che cosa vuoi? Hai visto per caso l'assassino da queste parti? Oh, sì, in effetti. Si era nascosto proprio qui, in questo cubicolo di merda. Stavo urlando perché mentre cercavo di ripulire i cessi dalle vostre Wingardium merdose ho sbattuto il mignolo del piede contro il sifone del gabinetto e poi ho sentito entrare qualcuno. Chi era Mirtilla? Non lo so! Ero sconvolta! Poi ho cominciato a urlare parole buffe, una specie di lingua inventata, e ho capito che mi ero spaccata anche il malleolo, così ho lanciato il secchio alla scopa dalla finestra e... sono svenuta. Vuoi dirmi chi era? Cazzo! Ricordo solo che ha cagato gli stronzi più grossi che abbia mai visto. Proprio lì, dentro il lavandino.
Ginny! Ginny, ti prego, dimmi che non sei morta. Svegliati, svegliati! Ginny. Perry, sono stata io, ma ti giuro che non volevo. Sono schizofrenica e ho provato a eliminare le prove, ma quella troia di una fantasma mi ha visto. Non preoccuparti, Ginny. Tanto moriremo tutti. Tutti moriremo. Troveremo la morte. Mirtilla aveva ragione. L'assassino si nascondeva nel cesso. È vero, Perry. Come la volta scorsa sei riuscito a non concludere niente. Se vuoi una prova del tuo grado di incapacità veramente elevato, allora ti suggerisco di guardare un attimo questa temibile spada. Ginny Weasley. Morirete tutti.